Buongiorno e ben ritrovati con l'edizione straordinaria di Antenna 3. Saremo insieme fino alle 13:30, anche oggi tanti temi sul piatto da discutere. Vi faccio il menù fra pochissimo, prima però come sempre un veloce sguardo al report dell'azienda Zero della regione su contagi e vaccini. Allora sono 761 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. In Veneto si contano altri 16 decessi. Oggi con il numero dei ricoveri nei normali reparti medici si è a meno 17 rispetto al precedente report, mentre è stabile l'occupazione dei letti nelle terapie intensive, che sono 263, più 2 rispetto a ieri. Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate, sono 22.814 quelle somministrate nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 1.290.000. Quindi abbiamo fatto anche il report ieri con i nostri servizi su il weekend dedicato alla vaccinazione degli over 80. Per chiudere la partita degli over 80 abbiamo visto come c'è stato qualche problema soprattutto a Padova e Verona per persone che non si sono presentate, ma nel complesso insomma la situazione si sta portando avanti. Dicevamo una giornata anche questa ricca di temi da discutere. Parleremo dello scontro che c'è nel governo su un tema riguardante le riaperture, cioè il coprifuoco. Come sapete il governo ha mantenuto il coprifuoco alle 22, ma c'è ad esempio il leader della Lega Salvini che spinge per cancellare il coprifuoco o portarlo almeno alle 23. C'è il nodo delle riaperture riguardante i ristoranti, ne parleremo fra pochissimo, perché il ristorante all'aperto ovviamente crea dei problemi a chi non ha spazio per il plateatico. Anche questo è un tema che abbiamo affrontato nei nostri telegiornali ieri, con le due facce dei ristoratori: chi ha lo spazio che dice finalmente una boccata d'ossigeno, chi invece quello spazio non ce l'ha che dice una beffa. Ma poi c'è anche un altro elemento, un altro nodo importante che riguarda il trasporto scolastico. A Treviso ieri il presidente di Mom Colladon ha detto: con una capienza al 50% nei bus, ripartire al 100% in presenza nelle scuole è virtualmente impossibile, quindi bisognerà trovare una soluzione. Poi parleremo delle piscine che riaprono il 15 maggio, ovviamente daremo spazio anche alla cronaca e poi alla politica. Anche qui i temi non mancano, a partire proprio, tornando al leader della Lega Salvini, rinviato a giudizio per il caso della Open Arms, quindi dei migranti. Ma ripartiamo parlando dei ristoranti, e saluto e ringrazio Roberto Piccin. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ristoratore di Vittorio Veneto, che torna a trovarci. Ci eravamo visti credo un paio di settimane fa. Allora, prima di introduciamo il tema, le faccio vedere subito un servizio realizzato dalla nostra redazione di Padova ieri, perché riguarda proprio quei casi di ristoratori che si sentono beffati perché lo spazio non ce l'hanno. Guardate. Riaperture dal 26 aprile, ma voi non riaprirete? Diciamo che per noi di fatto non cambia niente, se non, anzi no, cambia qualcosa, che ci sarà un gran caos in più, perché le persone già stamattina ho visto che sono più spaesate che mai, nel senso che non capiscono cosa sta realmente succedendo, così come non lo capiamo neppure noi, a essere sinceri. Nessuna possibilità di plateatico per questo bistrò a ridosso della Basilica del Santo a Padova. Qui lavorano 5 persone: Eugenia, la sorella Patrizia e altre 3 dipendenti. È una finta riapertura, è un contentino che in realtà lascia anche molto amaro in bocca, perché dà la sensazione di qualcosa fatto per metterci a tacere più che per darci la reale possibilità di lavorare, e quindi disturba proprio sotto ogni punto di vista, perché non risolve alcun problema. Dopodiché vediamo dall'altra parte che le regole, come sempre, non sono equilibrate, non sono equivalenti per tutti, quindi la solita Serie A e Serie B. Da un anno Eugenia e Patrizia tengono duro con la Sport, un investimento per tenere viva la speranza e sopperire a parte dei costi fissi pagati di tasca propria. Ascolti, quando ha sentito la conferenza stampa di Draghi, a lei cosa è venuto in mente? Dove posso mettere dei tavolini fuori? E certo che sì, però il problema è che nella posizione in cui mi trovo io, ad esempio, l'unico posto pubblico a cui potrei attingere è la strada, e non mi pare carino invitare i miei clienti in mezzo alla strada, oltre al fatto, adesso, al di là delle battute. Naturalmente io sono in una situazione in cui non ho, con tutta la buona volontà del comune,
come è stato invitato insomma anche dal nostro governatore piuttosto che in generale dalla politica, con tutta la buona volontà che l'amministrazione comunale può avere. Un caso come il mio, ma ce ne sono tantissimi nei centri storici, non solo padovani, di tutta Italia, non è fattibile questa cosa. Quindi io sono di quelli che rimarrà al palo, per esempio, ma ripeto, nei centri storici italiani saremo in tanti a rimanere al palo. Si sta creando una situazione secondo me molto molto difficile, quasi pericolosa, voglio dire. Allora, Piccin, questo è quello che ci raccontava questa ristoratrice. Allora, lei com'è la sua situazione? Non vogliamo farci i fatti suoi, ma insomma, come lei, da che parte si trova? Quelli che lo spazio ce l'hanno e quindi qualcosa riusciranno a fare, anche se per esempio un'altra delle problematiche era la stagione non è proprio ideale per ripartire all'aperto, soprattutto chi ha i ristoranti verso collina e montagna. Lei com'è la situazione? Guardi, la situazione, come diceva anche l'intervistata poc'anzi, è che genera la confusione più totale. Noi siamo a ridosso della Pedemontana, abbiamo le prealpi bellunesi alle spalle con ancora la neve presente, quindi all'esterno, ahimè, in questo periodo c'è ancora una bassa temperatura. Quindi pur avendo noi la capacità di accogliere i nostri ospiti all'aria aperta, esigenze climatiche ci impongono la forzatura di non poterli ospitare, vista la temperatura. Ma questo genera un sacco di confusione, l'ultimo decreto di Draghi, le parole di Draghi, perché usa in modo improprio le parole, perché l'italiano ha un significato ben preciso, cioè quando noi parliamo di riapertura e lo rendiamo pubblico, la gente che ieri io ho incontrato qui al mercato di Pieve di Soligo, tutti contenti, bene, riaprite, veniamo a trovarvi dal 26, tutto aperto, e non è vero. Non è vero, io parlerei di richiusura, perché se anche noi definiamo la zona gialla come era in precedenza, noi potevamo essere aperti a pranzo ed accogliere all'interno del locale i nostri ospiti. Con questo decreto, e ribadisco la parola sbagliata, riapertura, io all'interno non posso più ospitare nessuno, devo andare all'esterno, ma non mi metto nei panni miei che a nostra fortuna abbiamo lo spazio esterno, ma chi legifera questa cosa qui non conosce il territorio italiano, cioè arriva da Marte secondo me. Perché? Perché il territorio italiano è costituito da centri storici. A Venezia dove mettono i tavoli? Nei canali? Nei centri storici Treviso, Bassano, Aslo, ma dopo anche Firenze, Bologna, Roma. Cioè la ristorazione italiana è fatta per lo più nei centri storici. Come fa questa gente qui ad ospitare i propri ospiti all'interno dei locali? O mette fuori la tabella autogrill, o mette fuori la tabella solo partite IVA, perché le partite IVA possono andare a utilizzare i ristoranti come mensa e non si capisce perché la partita IVA è esente da Covid e il popolo sovrano non lo è. Ma si genera una confusione sulla confusione, e questo è solo a gioco della politica, perché dove il popolo è in confusione loro fanno alto e basso quello che vogliono, ci prendono in giro dalla mattina alla sera e noi veramente non sappiamo dove parare. Lei dice insomma si creerà una situazione per cui magari alcuni sindaci lo stanno già facendo, insomma deroghe ai plateatici, ma si rischia di avere una città con tavolini dappertutto, questo è il concetto. Certo, tavolini un po' dappertutto, e poi cosa succede poi? Siamo in Italia, ricordiamoci che siamo in Italia, quindi poi incomincia la gente a dire ma perché lì sì e qui no? E perché quel sindaco fa così e il mio non lo fa? E perché, cioè, la confusione, io veramente non capisco questa cosa qui. Poi già l'anno scorso abbiamo avuto Conte che diceva adesso aiuteremo la ristorazione, potenza di fuoco dappertutto. La potenza di fuoco l'abbiamo vista ai fornelli, perché abbiamo acceso i fornelli per scaldarci, ma non abbiamo visto nient'altro. Un'altra soluzione paventata già l'anno scorso per cambio ambiente, salvare la scuola in presenza, qualcuno disse prendiamo i banchi a rotelle e salviamo la scuola, il Covid non ci sarà più. Non so, nella ristorazione faremo i tavoli con le rotelle e speriamo di risolvere questa situazione qui, però veramente il punto focale è che si genera confusione, la riapertura non esiste, non c'è. Perché, ripeto, l'ha detto la signora di prima che ha il barettino nel centro storico, lei fino a giugno deve tenere chiuso, perché non può ospitare i suoi clienti all'interno.
Questa è la legge, non è che è una riapertura, è una richiusura, è peggiore di prima. Senta, mi pare di capire allora che lei nel suo ristorante Vittorio Veneto il 26 cosa farà? Allora, noi dal 26 riapriremo nei limiti del possibile, però il punto di domanda è come sarà il meteo? Già se piove non abbiamo la copertura, se continua il clima di questi giorni, farà freddo, non verrà nessuno, insomma usiamo... Perché anche riaprire è un costo, no? Per cui dovete programmare una riapertura sapendo che potrebbe essere un'apertura a vuoto, questo è il concetto. Il costo c'è, il personale, il riavviamento di una cucina, la dispensa da riempire, chi viene, chi non viene. Cioè i costi per noi sono sempre... Poi quando il risultato è positivo ci vogliamo tutti bene, ma se il risultato è negativo paga pantalone, visto che è la nostra maschera di Venezia, no? Senta, ci voleva più coraggio da parte del governo, secondo lei? Cambierebbe qualcosa il coprifuoco alle 23 o cancellato il coprifuoco? Ma io non parlerei di coraggio, perché il coraggio ci vuole a far chiudere la gente, renderla alla fame, ci vuole il buon senso. Il buon senso. Nella ristorazione sappiamo bene che anche nell'orario serale ci sono due turni, no? C'è chi viene a mangiare presto, chi viene a mangiare un po' più tardi. Se uno mi viene a cena alle 9 della sera, io alle 10 lo devo mandare a casa perché c'è il coprifuoco, che io ogni tanto mi leggo anche la Costituzione per una mia cultura personale e è una forma molto grave, Quindi se proprio dobbiamo fare rientrare gli italiani al proprio domicilio, almeno spostiamolo alle 23 o addirittura alle 24, così riusciamo perlomeno a servire i nostri clienti. Però ribadisco, in questo momento all'aperto, quando tramonta il sole, che il sole potrebbe scaldare qualcuno, appena tramonta il sole le temperature precipitano e sarei curioso di vedere chi viene a mangiare alle 10 di sera, anche quello è un po' pesante. Lei che ha un po' il polso della situazione nella sua zona, ristoratori, colleghi che dicono basta, non ce la faccio più, chiudo tutto, cambio vita, faccio qualcos'altro? Ce ne sono tanti perché la sofferenza è molta e le difficoltà sono sempre maggiori. Ricordiamo che anche qui lo Stato non ha bisogno di coraggio ma di buonsenso, che tutte le bollette energetiche che noi paghiamo per il 70% sono tasse che lo Stato incassa. Quindi anche qui, se vuoi darci un aiuto, non darci i soldi, no, perché non ce li hai, i soldi non ci sono, quindi se non hai modo di darmeli, troviamo un'altra via. Dalle bollette incassi il 70% tu Stato e incominciamo a fare un'azione lì. Diciamo, vediamo dove si può risparmiare, vediamo dove possiamo aiutarvi, però la situazione nell'ambiente della ristorazione è molto critica. Abbiamo visto anche a Roma 10.000 ristoratori per lo più piangevano perché non avevano più da dare sostentamento alle proprie famiglie e questo è veramente pesante, devono capirlo e usare il buon senso. Noi non vogliamo che usino il coraggio, perché il coraggio lo stanno usando per chiuderci e ridurci alla fame. È questo il coraggio. Devono usare il buon senso. Qui attorno noi abbiamo tanti piccoli agriturismi, abbiamo tante piccole realtà, i centri storici ci sono anche qui e tutti soffrono e chi purtroppo non ce la farà, e ce ne sono tanti e molteplici, saranno costretti a chiudere. E questa è la cosa più triste. Quindi io, se posso lanciare un appello, l'unica cosa che posso chiedere è usate il buon senso e soprattutto uscite dai palazzi, venite nei centri storici, venite nel mondo della ristorazione e fateci le domande, chiedeteci cosa di cui abbiamo bisogno. È inutile fare poi annunci e potenza di fuoco di qua e potenza di fuoco di là e vi diamo 30 miliardi mai visti e vi diamo i ristori mai visti e facciamo il decreto così e facciamo... Venite a parlare con noi siamo qui, oltre a dare delle rimostranze negative siamo anche pieni di proposte costruttive sia per noi, per i nostri clienti e per tutto quello che ci
ci sta attorno, perché il ristorante non è l'untore del paese, la palestra non è un problema, la piscina non è un problema. E qui hanno buttato soldi, anche cambio un attimo il settore, ma nella scuola, che io ho i bambini che vanno a scuola, hanno speso soldi a Vanvera per comprare dei banchi a rotelle dove potevano comprare scuolabus e autobus per fare in modo che i ragazzi con giusto distanziamento potessero usufruire della scuola. No, questo no. Adesso a distanza di un anno siamo ancora qui che il presidente del MOM ieri dice: noi se dobbiamo avere 50% di posti utili all'interno dell'autobus non possiamo garantire la ripartenza delle scuole. Ma allora qui ci vuole coraggio o ci vuole buonsenso? Ci vuole la conoscenza o continuiamo ad ignorare i problemi reali del paese? Per questo che sostengo che i nostri governanti purtroppo arrivano da Marte, cioè non conoscono il territorio, non conoscono le tematiche, non conoscono i problemi che realmente ci sono in questo paese. E ripeto, io non sono Mago Zurli, io sono un ristoratore, signori. Se lo capisco io, può capirlo anche Colombina e Pulcinella, signori. Chiarissimo, chiarissimo Roberto Piccin, grazie allora, grazie davvero, ci sentiremo anche nei prossimi giorni anche per capire. Ecco, grazie a voi per lo spazio e sono sempre disponibile e certo. Adesso è anche ora di pranzo, quindi buon appetito a tutti. Va benissimo, grazie anche a lei, mangeremo un po' più tardi noi, grazie davvero, grazie. Roberto Piccin, avete sentito l'appello accorato, insomma dovete conoscere il territorio prima di decidere. E quindi la problematica, ed è una problematica anche del ristoratore, insomma, di un'apertura che anche con lo spazio è problematica perché all'aperto il meteo ovviamente può dare dei problemi. Ha citato Piccin le piscine, parliamo proprio di piscine con Roberto Cognonato, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente di Federmoto Veneto, buongiorno. Fa suo l'appello di Piccin di dire ai governanti: conoscete le cose prima di deciderle? Dovete conoscerle? Sposo ogni parola detta da Roberto Piccin, è stato molto chiaro, molto esaustivo e molto ragionevole, come spesso è tutto il nostro movimento di imprese, di aziende che si trovano in difficoltà a causa di questo prolungato protrarsi di chiusure. Quello che ha detto è esattamente quello che noi vediamo tutti i giorni. Non c'è aderenza alla realtà da parte di chi fa le scelte, di chi decide sul nostro futuro, come se veramente vivessero su un altro pianeta e non avessero la consapevolezza di qual è la realtà delle cose. Continua a passare, per quel che riguarda il nostro comparto, il messaggio che gli ambienti natatori, le piscine, le palestre sono luoghi pericolosi per la salute dove ci si può ammalare come se fossimo degli appestatori, mentre è approvato, verificato e comprovato in tantissimi documenti e studi scientifici che non solo non sono pericolose le piscine e gli impianti sportivi, ma sono luoghi dove si cura la salute, dove si inibisce la diffusione del virus, dove il livello di controllo, di igienizzazione degli ambienti è tale che si fa dell'opera di prevenzione e quindi avrebbero dovuto fin dalle chiusure di ottobre, invece che chiudere le piscine, invitare la gente ad andare nelle piscine per fare attività preventiva per la loro salute, perché in quegli ambienti controllati, certificati, monitorati costantemente, dove il tracciamento delle persone è costante, dove le igienizzazioni sono costanti per anche tradizione di norme, di regolamenti che spettano sulle piscine, sarebbe stato un elemento che avrebbe favorito la tutela della salute delle persone, sia fisica che psicologica, per le persone di tutte le età, e avrebbe fatto sì che sarebbe stata contenuta la diffusione del virus, perché le persone che uscivano di casa potevano andare in ambienti sicuri dove potevano curare la loro salute, il loro benessere, dove i ragazzi potevano svolgere attività fisica, dove le persone adulte e anziane potevano proseguire una loro attività per il loro benessere psicofisico. E invece continuano a girare proposte
di riaperture parziali, pensare di aprire a metà maggio con le stagioni che abbiamo solo all'aperto, chi è che va a nuotare all'aperto? Ecco, allora ha anticipato la mia domanda, quindi il 15 maggio dovrebbe essere la data della riapertura all'aperto, ma cosa avete avuto qualche indicazione particolare? Si parla di consentito l'uso delle spogliatoie delle docce ma con l'obbligo dei 2 metri di distanziamento, impossibile lasciare oggetti, indumenti, insomma le varie regole, però si parla del 15 maggio, c'è qualcosa di specifico per voi? Al momento non abbiamo avuto conferme, abbiamo avuto solo questi annunci, si riprendono le linee guida con cui abbiamo operato dal 25 maggio dello scorso anno fino al 25 ottobre quando ci hanno fatto richiudere, e speriamo che non ci siano ulteriori sorprese rispetto a queste disposizioni. Ma pensare che questo valga solo in ambienti aperti, in stagioni in cui comunque normalmente noi prepariamo le vasche estive anche per gli allenamenti delle attività agonistiche estive, magari qualcuno comincia già con maggio a avere la vasca disponibile, ma a condizioni climatiche che non sono certamente usufruibili dall'utenza ordinaria che frequenta gli impianti natatori, sia con i bambini che con le persone adulte, con le persone che fanno attività didattica, attività formativa. Un conto sono gli agonisti, che sono una categoria specifica e circoscritta, seppur importante, del mondo delle piscine. Un conto sono tutti i fruitori degli impianti che hanno bisogno di condizioni ambientali che sono ben diverse da quelle che si possono proporre in una piscina scoperta nel mese di maggio. Oltretutto in ambienti in cui abbiamo fatto investimenti per la sanificazione anche negli ambienti spogliatoi, locali docce, quindi tutti i locali al chiuso, tale da garantire con i distanziamenti e con tutto quello che viene eseguito come livello di controllo e di sanificazione il monitoraggio costante e la sicurezza di non avere nessuna diffusione di virus. Lo si è visto nel periodo di apertura che c'è stato lo scorso anno, da maggio ad ottobre, nelle piscine non ci sono stati casi di diffusione di contagi, nessun tipo di problema. Da ottobre ad oggi che le piscine sono rimaste parzialmente in funzione solo per l'attività agonistica, con competizioni svolte settimanalmente, non c'è stata nessun tipo di diffusione di contagi. Quindi si conferma ulteriormente che le piscine sono luoghi sicuri e non si capisce come. Siamo ben contenti che le scuole riprendano a pieno regime, che riprendano tanti altri servizi, ma com'è pensabile che nelle scuole si possa andare in presenza al 100% mentre le piscine sono luoghi pericolosi dove si può andare solo all'aperto? Sono cose che gridano vendetta, e sia come Federazione Nuoto che come coordinamento delle associazioni di categoria abbiamo chiesto incontri al governo perché ci diano risposte attendibili e che siano presi in considerazione quelli che sono le nostre richieste, le nostre proposte che da più parte abbiamo avanzato sin dalla prima chiusura, perché vengano aperte e tenute aperte subito le piscine con le condizioni adeguate. Così come ha detto prima giustamente Piccin, noi non ci fermiamo a chiedere soldi, perché soldi finora non ne abbiamo visti, abbiamo avuto briciole che non coprono nessun tipo dei nostri costi importanti per mantenere anche le piscine ferme come sono state ferme in questi mesi. Chiediamo di poter usufruire di tutta una serie di iniziative che possono favorire la sopravvivenza degli impianti natatori per il futuro, ma anche con regole che siano sostenibili. Queste proposte che arrivano, queste dichiarazioni che arrivano di possibili aperture sono sassi lanciati in uno stagno in cui ormai siamo tutti a rischio di affogare definitivamente, non avere più le risorse per ripartire e perdere tutto quello che ha anche il patrimonio di collaboratori, di persone che in questi mesi stanno soffrendo perché poi anche le indennità che dovevano ricevere i collaboratori non sono arrivate, cominciano adesso a dichiarare che arriveranno nelle prossime settimane, ma sono mesi che non vedono neanche un centesimo i collaboratori e si trovano tutti quanti a casa, con il rischio che quando si ripartirà molti si saranno anche persi per strada e quindi un patrimonio anche di professionalità rischia di andare perso.
So che è difficile fare percentuali, ma ha una percentuale di uno scenario su questo tema che potrebbe profilarsi di qui a breve, cioè di persone che poi non, di dipendenti, di personale, di collaboratori che si perdono? Ma si va da un minimo di un 30% in su di persone che rischiano di perdersi in questo percorso. Dipende poi dalle aree, dalle zone, chi magari in qualche modo è riuscito a tenere in piedi qualche attività sfruttando tutta l'attività agonistica che è stata comunque garantita in questi mesi, con grandi sacrifici, con grandi difficoltà delle società, ma soprattutto delle famiglie che sono state chiamate a sostenere ulteriormente ulteriori oneri, ulteriori impegni economici per garantire che i propri figli avessero almeno questa opportunità. E i nostri ragazzi che hanno fatto agonismo e continuano a fare agonismo sono ancora dei privilegiati rispetto a coloro che non hanno neanche avuto questo tipo di opportunità, malgrado tutti i grandi sacrifici che i ragazzi e le loro famiglie hanno dovuto sostenere e continuano a sostenere in questi mesi durissimi, in cui si rischiava lo scoraggiamento generale, in cui si è cercato di continuare a garantire anche un'attività sportiva, delle competizioni con tutti i limiti e le restrizioni del caso, ma per dare a loro un segnale di fiducia, di possibilità di avere un futuro. Ma rischiamo che il futuro realmente sparisca, perché con queste condizioni rischiamo che se riapriamo da qui a giugno molti non riusciranno poi a mantenere in piedi le piscine aperte fino alla fine dell'anno, rischieranno di avere bilanci che non stanno più in piedi e di chiudere definitivamente le società sportive perché non hanno più le risorse per andare avanti. Bene, allora grazie davvero a Roberto Cognonato per questo scenario, per questa sua esame, analisi della situazione. Allora vedremo anche nei prossimi giorni se questo vostro appello, almeno per avere delle risposte certe, verrà accolto. Grazie davvero, grazie e buona domenica e buon lavoro. Grazie a voi ancora. Grazie. Questo dunque è lo scenario delle piscine che avete sentito, fa il paio con quello che dicevano i ristoratori, dunque un annuncio che però sa tanto di annuncio, dicono, quello delle riaperture, ma una riapertura di fatto con poca sostanza, anzi. Allora io chiedo alla regia, ringrazio Andrea Basso e Marco Gagliazzo, anticipiamo adesso di qualche minuto la pubblicità in modo che poi possiamo andare direttamente al nostro prossimo ospite, parleremo degli alpini. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Allora saluto e ringrazio Marco Piovesan, buona domenica, il presidente della sezione ANA degli Alpini di Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e ai telespettatori. Allora, dicevamo prima della pubblicità, gli alpini, partiamo dalle considerazioni che riguardano un po' gli eventi storici, gli eventi importanti degli alpini e poi magari facciamo anche un excursus su tutte le vostre attività di questo periodo che sono state tante, soprattutto in questo periodo di pandemia che continua. Non so se ci sono le immagini che ha preparato Marco Gagliazzo, c'era un'immagine abbastanza significativa dell'ultima adunata nazionale degli alpini con eccolo qua, l'arrivederci a San Marino nel 2020, cosa che poi sappiamo non è accaduta e nel 2021 stiamo aspettando di capire cosa accadrà. Marco Piovesan, cosa ci può dire sia per l'adunata nazionale degli alpini Rimini e San Marino sia per il raduno triveneto di Asiago? È ancora tutto in sospeso, è così? Assolutamente sì, purtroppo la pandemia non ci rende ancora sicuri di poter svolgere le nostre adunate. Quello del terzo allungamento ad Asiago è ancora in stand-by in quanto vediamo il protrarsi delle problematiche della pandemia e per quello di San Marino Rimini siamo ancora in attesa dell'ok più che altro, in quanto l'abbiamo rimandata ad ottobre nella prima quindicina sperando di riuscire a fare qualcosa, però lì dipende tanto dalla situazione e da come si gestirà tutta l'emergenza ancora. Ovviamente anche dalla situazione che potrebbe esserci in quella zona in quel momento. Quindi potrebbe essere in prima quindicina di ottobre
l'adunata nazionale con tutte le virgolette possibili e tutte le sospensioni possibili, ma se fosse potrebbe essere anche pensabile in forma normale o comunque in forma ridotta? No, molto probabilmente sarà in forma ridotta. Se si riuscirà a fare qualcosa si farà un ricordo, un qualcosa, però lì sarà tutto da decidere verso l'ultimo, proprio per fare un'adunata con i classici clismi è molto molto difficile. Abbiamo migliaia di persone che arrivano, quindi le problematiche diventano veramente difficili da gestire. E molto probabilmente se si farà qualcosa più contenuto. È uno di quei grandi eventi che diciamo hanno un senso anche se c'è la partecipazione di fatto, però per esempio il calcio, gli stadi riapriranno e quindi forse l'esperienza di quello che potrebbe accadere in estate con lo sport potrebbe aiutare poi in futuro, ma tutto dipende ovviamente dal contagio, dall'epidemia, perché poi saremo in ottobre, si spera che la vaccinazione e anche forse la fine, diciamo, di questo Covid possa aiutare, se ci sarà una fine immediata. Mentre per quanto riguarda Asiago, anche qui è tutto in sospeso, abbiamo detto, non ci sono riferimenti. Anche questo potrebbe essere adesso devono attendere. Ok, ma questo era previsto, è stato spostato a luglio, quindi era impossibile. No, sempre a luglio, sì. Sempre a luglio, perché c'era l'anno scorso il centenario certo. della colonna Mozza in Ortigara, ed era un doppio simbolo perché c'era tutta una manifestazione collegata. Portarla quest'anno, la disponibilità della sezione di Asiago continua, però bisogna vedere adesso se c'è la possibilità di farlo, altrimenti si andrà al prossimo anno. C'è Belluno che ha già 2 volte lasciato il passo alla sezione di Asiago e lui dà ancora possibilità di lasciare un'altra volta il passo per il prossimo anno. Anche perché ovviamente queste dilazioni, questi continui cambiamenti poi come fanno slittare un calendario che per quanto riguarda gli alpini è sempre molto ben strutturato, insomma, negli anni, sì. E quindi tutto slitta. Senta, lasciamo il sospeso e andiamo sul concreto. Che anno e mezzo è stato per voi alpini alle prese, voi sempre in prima linea per aiutare le persone, tanto più in una situazione del genere? Assolutamente molto particolare. Le nostre attività, diciamo, canoniche e associative si sono bloccate praticamente. Niente raduni, niente incontri, niente commemorazioni, quindi anche le classiche 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre sono state fatte molto in forma ridotta proprio a causa della pandemia. Dall'altra parte ci siamo attivati nel volontariato con la nostra protezione civile come sezione di Treviso, che è una delle 4 della sezione della provincia di Treviso, assieme a Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. La sezione di Treviso ha impiegato 400 uomini in questo anno e mezzo. Facciamo conto che tra la prima emergenza nella distribuzione delle mascherine, i primi momenti, il sussidio alle famiglie in difficoltà, dove c'erano magari anziani che avevano bisogno di spesa o medicinali, e tutte le varie esigenze comunali, perché abbiamo anche convenzioni con le protezioni civili comunali, abbiamo dato il massimo supporto a tutte quante le necessità che in questo caso hanno richiesto. Adesso siamo in fase sempre in emergenza, perché tramite la Regione Veneto siamo ancora in emergenza. Attualmente noi impieghiamo dai 45-50 uomini al giorno per i Vax Point. Praticamente noi gestiamo quello di Ponte di Piave, quello di Riese Pio X e quello di Lorba. Quindi tutta la gestione dell'afflusso, perché la gestione proprio dei vaccini è parte dell'ASL. Noi facciamo gli afflussi e la sicurezza all'interno di Vax Point. In questi mesi quali sono le cose che l'hanno colpita di più? Mi ha colpito su 2 fattori. Uno è la collaborazione che abbiamo avuto, tanta gente che si è messa a disposizione ad aiutare gli altri, ed è importante anche per i nostri propri scopi associativi, l'aiutare gli altri. La seconda cosa è che abbiamo perso tantissimi vecchi, diciamo, tantissimi nostri associati che causa questo Covid ci ha decimato, diciamo, perché avendo un'età molto alta, media molto alta come associazione,
Ci ha colpito moltissimo e ci ha colpito anche molto anche la voglia da un'altra parte dei nostri associati di ritrovarsi, di ritornare a quell'associazione, a quell'associazionismo di gruppo che in questo anno e mezzo proprio è stato bloccato. Però siamo confidenti nel futuro, dai, siamo, passatemi la parola, positivi nel continuare a tracciare il segno. Certo, tanti vecchi insomma sono andati avanti, come si suol dire, no? Come dite Sì. voi purtroppo. Sì. Questo, ecco, in questo anno e mezzo, lo diceva, insomma, anche la voglia di mettersi in gioco. Si era sempre parlato anche negli anni prima del Covid della necessità di trovare forze nuove per gli alpini. Secondo lei può essere una chiave? Ha visto anche la voglia anche di giovani di mettersi in gioco? Potrebbe esserci una sorta di proprio ricambio generazionale? Sicuramente. 3 anni fa, quando sono stato eletto presidente della sezione, sono in scadenza, adesso il mio mandato è finito, il mio primo mandato, adesso mi ho dato disponibilità per un altro triennio. Sicuramente all'inizio c'era molta voglia di trovare i giovani e proprio questa emergenza ha creato voglia di inserirsi, soprattutto sulla protezione civile. Abbiamo nuovi iscritti, giovani, che credono in quello che stiamo facendo, nel modo che lo stiamo facendo soprattutto, e quindi si sentono partecipi e vogliano collaborare anche loro. Quindi può essere che questo fattore anche di stallo e comunque di emergenza crei nuovi vigore all'interno dei giovani, e adesso parliamo di giovani, vanno sui 50 anni adesso per noi i nostri bocce, però può essere, confidiamo in questo sicuramente. Quali prossimi impegni a breve scadenza degli Alpini di Treviso? Alpini Treviso quest'anno abbiamo il centenario. Noi a ottobre 2021 compiamo 100 anni. La nostra sezione è nata nell'ottobre del 1921 a Treviso, in piazza, adesso c'è la piazza Borsa, c'era l'hotel Stella d'Oro. E lì 100 anni fa quegli alpini che già cominciavano già a aggregarsi, hanno dato l'ok ad entrare nella grande famiglia dell'Associazione Nazionale Alpini, dell'ANA. E quest'anno abbiamo la nostra ricorrenza, quindi noi avevamo già qualche programma a inizio anno con la premiazione di Parole attorno al fuoco, che è il premio letterario nazionale che abbiamo assieme al gruppo Alpini di Arcade, che purtroppo è stato sospeso. Speriamo di riuscire almeno a fare la premiazione qui appena che si riaprono. E poi partiamo con un grande evento da settembre con Oderzo. Faremo gli onori a tutti i nostri 7 cori sezionali con una serata al Duomo di Oderzo, dove che ognuno di loro avrà il modo e lo spazio per farsi conoscere e far vedere le proprie realtà. Poi ci sposteremo a inizio ottobre al MEVE, al Memoriale Veneto a Montebelluna, dove ci sarà una serata di ricordo e di storia della nostra sezione, dove che speriamo di riuscire a presentare anche il nostro libro sul centenario. Presenteremo la storia dei nostri fondatori, di cui c'è Bergamo, che è di Montebelluna, e Colognese anche, perché dei 7 fondatori della sezione di Treviso, 2 sono proprio di Montebelluna. Guido Bergamo è anche uno storico personaggio per la nostra realtà, non solo degli alpini, ma proprio anche per Treviso, in quanto è stato il più decorato della prima guerra mondiale vivente. È stato senatore, è stato nominato veramente un personaggio, ha avuto una storia anche di medico, perché lui era medico, e ha dato proprio tutto per tutto fino alla fine, perché è morto facendo degli esperimenti proprio sulle radiografie, quindi ha dato proprio il massimo della propria vita, nonostante anche il fatto lui ha accompagnato il Milite Ignoto, che si è fermato a Treviso, e lui è stato uno degli accompagnatori. Poi abbiamo il clou a fine ottobre con la staffetta del ricordo. Il 30 ottobre, 29 e 30, perché partiremo in 2 fattori, partiremo dai nostri sacrari, da Cima Grappa, da Fagrè della Battaglia, da Nervesa della Battaglia,
dal più piccolo ossario d'Italia che è a Viale di Montebelluna e dal memoriale delle Bosche Penemozze partiranno delle staffette che arriveranno tutte quante il sabato pomeriggio a Treviso, in piazza Vittoria, dove che si renderanno gli onori alla città. Poi ci saranno la fanfara dei consigliati della Giulia che prenderanno un po' di allegria la situazione, e la sera avremo i nostri 7 cori sparsi in tutta la città che porteranno un po' festeggiamenti all'interno della città stessa. Il giorno dopo ci sarà il clou, la chiusura, dove che avremo la nostra sfilata partendo dalla sede della sezione in via San Pelaio. Avremo l'onore di avere il nostro lavoro nazionale con il presidente nazionale. Sfileremo per le vie delle città, al Duomo faremo la Santa Messa, poi ci sposteremo in piazza Borsa e dove che andremo a scoprire la lapide e la targa di ricordo dei 100 anni di fondazione. Quindi insomma un programma nutrito e in un periodo nel quale si spera che la situazione sia davvero diversa, insomma lo speriamo tutti. Allora sarà un anno intenso sia per la vostra attività, sempre di aiuto fondamentale per tutti, sia anche per la celebrazione. Grazie allora, grazie davvero a Marco Piovesan, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. A voi. Grazie mille. Allora, adesso torniamo a parlare delle riaperture. Fra un minuto avremo i nostri ospiti politici. Allora, uno dei temi, ripartiamo dalle riaperture, uno dei temi, dicevamo, è quello del trasporto pubblico. Lo vediamo allora per introdurre l'argomento, il servizio Lina Paronetto ieri sul trasporto pubblico. MOM che dice, attenzione, sì, tutti a scuola al 100% dal 26, ma se la capienza resta quella del 50% negli autobus è impossibile reggere. Guardate. Se il 100% la didattica in presenza vuol dire anche 100% di capienza all'interno di bus. Impossibile pensare di trasportare a scuola dal 26 aprile il 100% degli studenti se la capienza dei bus rimarrà dimezzata. MOM, come le altre aziende di trasporto pubblico del Veneto, è rimasta spiazzata dall'annuncio del Premier Draghi. Avere la capienza al 50 e la didattica in presenza al 100 vuol dire per noi avere 450 autobus in più. È impossibile, non ci sono sul mercato, è impossibile reperirli anche perché i tempi sono strettissimi. In più c'è un problema anche sull'urbano perché non ci sono autobus specifici per l'urbano tra i privati e quindi abbiamo solo quelli dell'est urbano e quindi c'è un'oggettiva difficoltà a garantire questo rientro al 26 al 100%. Colladon si è subito sentito con l'assessore regionale Elisa De Berti e con il prefetto Maria Rosaria Laganà. Con quest'ultima la prossima settimana ci sarà un incontro per cercare di trovare la quadra, ma i numeri parlano chiaro. I mezzi pubblici sono sicuri, ribadisce il presidente di MOM, lo confermano anche i tamponi eseguiti all'interno sulle superfici di maggior contatto. Fino adesso abbiamo fatto circa 18 campioni e la prossima settimana ne abbiamo in preventivo altri, sono tutti negativi. Abbiamo avuto la visita dei NAS, dei carabinieri, che hanno riscontrato la regolarità del nostro comportamento nei 5 depositi. Credo che quindi MOM stia facendo la sua parte. Resta il fatto, conclude Colladon, che tornare al 100% di didattica in presenza rimane un rischio, visto anche l'elevato numero di classi in quarantena. Io credo che se arrivassimo alla fine dell'anno col 50% di didattica in presenza e con gli ABS al 50 è già un successo secondo me quest'anno. Poi il prossimo anno vedremo cosa succede. Allora, queste le parole del presidente di MOM. Allora, vediamo se ci sono tutti. Partiamo da Luca De Carlo, buongiorno, Fratelli d'Italia, buona domenica. Buongiorno a tutti. Eccolo. Poi dovremmo avere Stefano Pelloni del Partito Democratico, che ancora non vedo, Riccardo Barbisan della Lega, che ancora non vedo, buongiorno. E Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. Ecco, vedo Pelloni, buongiorno. Mi sente? Forse non la sentiamo, l'audio. Provi a dire qualcosa? Buongiorno, io vi sento. Eccolo qua, perfetto. Barbisan ancora non lo vedo e vedo Scarabella. Buongiorno, Simone Scarabella. Buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao. Ci sente? Ah, eccolo qua. Ci sono tutti, benissimo. Allora abbiamo fatto il mosaico completo, benissimo. Allora, ripartiamo dal Covid. Poi parleremo anche di Salvini, caso Open Arms. Vi chiedo di essere sintetici in modo di riuscire a parlare un po' di tutto. Allora, quello che emerge, che abbiamo raccolto tra le categorie economiche è questo. Il 26, la riapertura, sì. Una boccata d'ossigeno? Sì,
ma non sarà per tutti, perché per molti sarà una beffa, perché riaprire solo all'aperto, chi non ha il plateatico sarà un disastro, è meglio restare chiusi. Le piscine, avevamo prima il presidente di Federnuoto, perché noi il 15 maggio, perché le palestre a giugno e le scuole invece il 26 aprile, insomma è una riapertura graduale con polemiche. De Carlo. Beh, insomma, mi sembra abbastanza emblematico della confusione che regna nel governo Draghi, che è uguale, precisa, identica alla confusione che regnava nel Conte 2. Quindi io non vedo nessuna discontinuità. Semmai oggi l'unica cosa che noto è che, siccome questo governo è formato da forze politiche che vanno dall'EU a Forza Italia e si esclude solamente Fratelli d'Italia, c'è un tentativo ormai filogovernativo di cercare di dare delle giustificazioni a atti veramente incomprensibili che poi le categorie non riescono appunto a comprendere, che tanti cittadini non comprendono, ed una voce sola fuori dal coro, la nostra, che tra virgolette da un anno dice esattamente le stesse cose che dicono le categorie, e cioè che è altamente discriminatorio aprire solo quelli che che hanno il plateatico e quindi offrire servizio all'esterno, anche e soprattutto farlo tra 10 giorni, quando c'è l'evidenza scientifica, e lo dicono loro per stessa ammissione dei tecnici del governo, che non c'è problema di contagio all'esterno già adesso. Quindi se qualcuno pensa che 10-15 giorni non facciano la differenza per qualche impresa, intanto si sbaglia, e secondo si sbaglia un'altra volta quando pensa che ci siano magari locali che all'interno non sono dotati di impianti di areazione talmente sofisticati ed importanti da garantire la sicurezza. Ecco, è discriminatorio non aver cancellato con un punto con una striscia di penna la possibilità di aprire anche a chi ha investito, adempiuto ai protocolli, riesce a garantire la sicurezza a se stesso, ai propri avventori e al proprio personale, e invece viene consentito l'apertura all'aperto magari a chi ha solamente il plateatico. Segnalo che nella mia provincia, ma anche in altre parti della regione, cioè la provincia di Belluno, mangiare fuori la sera in questo periodo non è assolutamente nulla di facile, anzi sarebbe molto meglio adeguare i protocolli se esiste una casistica e non c'è, che prevede che magari all'interno sia più contagioso un ristorante la sera che a mezzogiorno, anziché fare una norma di questo tipo. Pelloni, Draghi ha detto abbiamo preso un rischio ragionato, quindi la sensazione è bisogna aprire con gradualità, insomma questo il concetto di base è la gradualità, però poi si creano questi paradossi. Il 26 aprile avevamo prima un ristoratore che è nella zona della Pedemontana, dice io potrò anche aprire, ho lo spazio, ho la fortuna di avere il plateatico, ma chi verrà se alla sera ci sono 10 gradi o meno? Purtroppo il nostro nemico è il virus, il nemico dei ristoratori, di chi ha quelle attività è il virus, è una pandemia in corso che sta colpendo in maniera uguale tutto il mondo, e quindi purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù e sapere che il rischio di una ulteriore ondata esiste, e quindi ci dobbiamo muovere con estrema cautela e con gradualità. Io capisco la difficoltà, penso che i ristori siano un primo passo. È chiaro che queste categorie non possono sopravvivere con i ristori, perché sono una goccia nell'oceano, è chiaro questo. Però purtroppo non possiamo fare niente e dobbiamo provare ad adeguarci come possiamo, come riusciamo, sapendo che le riaperture devono essere graduali. Già le riaperture il 26 di aprile sono un rischio che Draghi dice calcolato, speriamo che sia calcolato. Voglio solo far notare a De Carlo che in Inghilterra riaprono con 30 morti al giorno, noi stiamo valutando di riaprire con 300 morti al giorno. Allora in Inghilterra hanno fatto un lockdown molto più duro del nostro. In Inghilterra riaprono con una percentuale di vaccinazione in cui il 65% della popolazione ha già raggiunto ha già avuto una dose di vaccino. Quindi
il tema è che dobbiamo sperare che il piano vaccinale prosegua più velocemente possibile, che i vaccini arrivino, che le persone a rischio si vaccinino il più possibile e man mano, sperando nelle temperature estive, nella stagione estiva, realizzare le riaperture. Purtroppo a chiunque piacerebbe riaprire con i protocolli, eccetera, però la situazione già oggi è quella di estremo rischio ed è una situazione in cui le chiusure non piacciono a nessuno, però vanno fatte, perché se no vince il virus, vince la pandemia, e a subire gli effetti di un'ulteriore ondata sarebbero quelle categorie che oggi si dichiarano pronte alla riapertura. Purtroppo i danni, poi dopo è un cane che si mangia la coda, e quindi con pazienza dobbiamo attendere e sperare che i vaccini arrivino e che la curva dei contagi si abbassi e le pressioni sulle terapie intensive diminuiscano. Non c'è niente da fare. Barbisan, Salvini sta battagliando, diciamo così, sulla questione del coprifuoco. C'è abbastanza polemica all'interno della maggioranza del governo appunto su questo. Cancellare almeno il coprifuoco. Secondo lei cambierebbe qualcosa oppure no? Ma cancellarlo o rivederlo sì, perché nel momento in cui si aprono alcune attività economiche forse bisognerebbe anche fare in modo di rivedere questo. Però io sono intanto contento che siamo qui a parlare di riaperture. Credo che questa sia una grande vittoria della Lega e della Lega al governo. Se non ci fosse stata la Lega al governo oggi molto probabilmente non parleremo di questo, avremo ancora la linea del ministro Speranza che aveva detto: non sognatevi che ad aprile ci saranno zone gialle, ancora prima di conoscere quali saranno i dati di aprile, no? Lo disse ancora molto tempo fa. Ecco, questa visione fideistica nel virus, per cui è diventata una religione per alcuni, ormai è per fortuna sconfitta e andremo avanti. Se sarà possibile concedere nuove aperture, secondo me da qui alla prossima settimana, ai prossimi 10 giorni, e allentare ancora, probabilmente sarà fatto sulla base dei dati e sulla base del piano vaccinale, che oggi per fortuna conta 15 milioni circa di italiani che hanno ricevuto la prima dose, che oggi sta iniziando ad ingranare con circa 350.000 iniezioni al giorno, diversamente da com'era partito il piano vaccinale in epoca Conte 2, che era un disastro. Oggi ci troviamo con un premier che per tempo dice cosa ci sarà e cosa si potrà fare tra più di qualche giorno, e prima avevamo le conferenze stampa in stile cleptocratico, come dico sempre, da democrazia sudamericana alle 10:30 di sera con uno che farfugliava. Ecco, devo dire che secondo me sono cambiate molte cose. È ovvio che la Lega non è sufficientemente soddisfatta, è ovvio che noi siamo la parte del governo che vorrebbe fare di più, però qualcosa è stato fatto, direi più di qualcosa. È stata data una data certa per molte attività. Direi che anche paragonare l'Italia all'Inghilterra vale per alcune cose ma non per altre. Per esempio il clima inglese o il clima italiano sono molto diverse, come ha ragione l'onorevole De Carlo, è molto diverso il clima che meteorologico, intendo, che respiro io qui a Treviso in città e che può sentire una persona a Calalzo. Si terrà conto anche di questo relativamente all'andamento dei dati, però, e non più sulla base di paure. Basta governare con la paura del virus. Governiamo sulla base dei dati. Se i dati insieme all'aumento delle vaccinazioni ci daranno la possibilità di dare ancora libertà ai cittadini e alle attività economiche, io credo che sia giusto che il governo lo faccia, a costo di rivedere tra 5, 10 o 15 giorni quello che era stato previsto, perché dobbiamo cogliere tutti i varchi che questo maledetto virus ci dà, i varchi che noi ci stiamo creando anche a spintoni
attraverso le vaccinazioni e attraverso anche un atteggiamento della popolazione italiana e veneta che sia diciamo ragionevole e che si attenga a quelle che sono le norme. Allora, Scarabella, dice Barbisana, è merito della Lega, insomma, se si arriva a queste aperture anticipate. Ma merito della Lega, a me dispiace per certi versi che non abbiamo affrontato la pandemia nelle mani di Salvini e della Meloni, perché molto probabilmente avremmo fatto la fine che sta facendo adesso il Brasile, che hanno fatto gli Stati Uniti durante il primo mandato, diciamo la legislatura di Trump. Abbiamo visto come i leader che negavano il problema cosa hanno portato per i loro paesi. Abbiamo visto anche l'approccio di Boris Johnson, che era partito molto spavaldo dicendo ma sì, aspettiamoci dei morti, ma alla fine è un'influenza come un'altra. Poi in momenti ci lascia le penne e ha cambiato radicalmente il suo approccio. Tant'è che adesso appunto si diceva che l'Inghilterra inizia ad aprire con 30 morti al giorno e dopo aver fatto mesi di lockdown come l'abbiamo fatto noi un anno fa, insomma. Quindi è molto facile, guardi, da qui sparare e lisciare il pelo a questa o quella categoria. Poi quando si deve fare i conti più morti abbiamo visto anche le differenze tra regioni. È merito della Lega, se adesso si apre è merito della Lega, allora tutti i morti sono stati in Lombardia, mi viene da dire, cioè, è tutto merito della Lega qua, nel bene o nel male si prendano meriti e demeriti, perché ripeto, fare diciamo quelli che sono sempre dalla parte delle imprese quando va bene diciamo fare il tifo per loro, poi dall'altra parte cambiano sedia, si siedono in Consiglio dei Ministri e cambiano atteggiamento, che sia una televisione locale si dice una cosa, che sia una televisione nazionale se ne dice un'altra. Guarda, è facilissimo, cioè è un giochetto che credo che gli italiani dopo un anno siano veramente nauseati di sentire, di vedere, perché ci vuole serietà. La serietà imponeva di fare le cose con gradualità, perché ripeto, altrimenti già adesso abbiamo troppi morti per il nostro paese, figuriamoci se non avessimo fatto un minimo di rigore come abbiamo fatto nella prima ondata e nella seconda ondata, con tutti gli errori che ci sono stati fatti, perché non è stato fatto tutto perfetto, ma se con questa linea rigorosa siamo a questo numero di morti, e li abbiamo avuti anche in Veneto, perché io voglio ricordare che siamo arrivati a settembre-ottobre che avevamo poco più di 2.000 morti in Veneto e adesso abbiamo sfondato i 10.000. Quindi questi non è questione di Lega o non Lega, è questione che il virus se ne frega, che ci sia la Lega, che ci sia il PD e di tutti i nostri discorsi. Quindi o si usa il buon senso o altrimenti si pagano queste leggerezze in termini di vittime. Allora, pubblicità, poi ritorniamo. Volevo sentire anche De Carlo e Pelloni sulla la Lega protagonista, dice Barbisana, di questa anticipazione delle aperture. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora ripartiamo dall'onorevole De Carlo. Dunque la riapertura è merito di Salvini, dice Barbisana. Beh, insomma, non dice proprio così Barbisana, dai, cerchiamo di dargli i suoi. È troppo intelligente per sapere che è madre natura che ci sta dando una grandissima possibilità di riaprire. Il clima aiuta, le vaccinazioni a rilento, con difficoltà, con grandissime differenze tra regioni e regioni. Anche su questo dovremo cominciare ad interrogarci, perché insomma ho visto cose che voi umani, insomma, in qualche maniera un governatore di regione che si vaccina per primo in Campania e poi non vaccina i propri cittadini, cioè, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Credo più che sia una cosa legata al fattore climatico. L'anno scorso fu la stessa cosa, di fatto, non fu merito di qualcuno o di qualcun altro. Dal 3 maggio le cose cambiarono. Quest'anno si dice che si anticipa al 26 di aprile. Non credo che la Lega voglia intestarsi una vittoria di Pirro di questo tipo. Semmai la Lega su questo con noi è ben supportata, perché noi l'abbiamo detto dall'inizio che avremmo votato tutti quei provvedimenti che vanno verso una maggior cognizione scientifica di ciò che accade, perché guardate che non è che si sia utilizzata la scienza in maniera corretta. Ricordo a tutti, proprio per ricordarglielo soprattutto all'esponente dei 5 Stelle, che il processo di intenzioni a Salvini e Meloni
lascia il tempo che trova. Quello che non lascia il tempo che trova è l'atteggiamento che il governo ebbe l'anno scorso nei confronti dell'OMS, ad esempio, quando l'OMS stesso negava che ci fosse un problema, si rifiutava di far fare i tamponi, addirittura chi propose, e qua fu il mio governatore, il nostro governatore, giusto per non picchiare sempre sulla Lega che non se lo merita, ma a proporre la quarantena per chi rientrava dalla Cina. Ricordo che i ben pensanti di sinistra e Grillini dissero che era razzismo, quindi cerchiamo di chiamare le cose con quello che sono, è dabbenaggine. Se non erano in grado ma di De Carlo, fai pandemia... finta di non sapere che il virus c'era già a novembre, è stato trovato a novembre nelle acque fognarie in Lombardia. Faccio finta di non sapere, sarebbe servito a poco per il tampone cinesi in arrivo. Scusa, prendi la buona abitudine di non interrompere la gente che parla, perché così sosteniamo tutti un dibattito fino a un certo limite, normale, perché a un certo punto in maniera normale, il termometro, l'allergia alle puttanate ormai è alta. Chiudere la gente in casa dopo le 22, la prepotenza nel consentire le aperture quando poi si esercita anche in TV. Finisco il mio intervento, poi parli tu, che tanto avrai sicuramente sarai sicuramente il difensore del popolo, dall'avvocato al difensore. Dico semplicemente, e ripeto, che oltre alla dabbenaggine c'era anche colpa, perché non stava Fratelli d'Italia a aggiornare i piani pandemici, non stava Fratelli d'Italia a negare che esistesse il virus a febbraio quando Scarvel dice che esisteva a novembre. Chi doveva saperlo? Io? Chi doveva saperlo? Barbisan? Non doveva saperlo forse chi era il governo? E chi c'era al governo? Io? C'era Barbisan? C'era Fratelli d'Italia? C'era la Lega? No, c'era il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro schiera ancora per poco un terzo dei parlamentari, sia al Parlamento che al Senato, e quindi non sottraetevi dalle vostre responsabilità. Capisco l'imbarazzo oggi di uscire per strada e non trovare più nessuno che dica che ha votato per voi, però cercate di non prendere in giro la gente, perché guardate, la gente è molto più matura di quello che voi crediate che la gente sia. La replica e poi andiamo da Pelloni. Ma non c'è assolutamente nessun imbarazzo, cioè, quando io sento certe cose, quando si fa finta di non sapere, non se la dice mai tutta, si dice solo la parte di verità che fa comodo a questo per la forza politica, e me ne guardo bene di farlo anch'io, io per primo, perché veramente non dico che abbiamo fatto sempre tutto bene, si è fatto quello che si poteva fare con i mezzi che si avevano all'inizio. Il discorso dei tamponi, non c'erano mascherine, si sarebbe potuto fare qualsiasi cosa, peccato che non c'erano i mezzi per fare niente, e quindi all'inizio veramente, come appunto è emerso in quel report che poi è stato ritirato, fatto qua a Venezia da Zamboni, mi pare che si chiama, sì. C'è stata veramente una creatività da parte dei nostri operatori sanitari che con i mezzi scarsissimi che avevano sono riusciti a fare veramente un miracolo. Quindi su questo io appunto mi levo giacca, cappello, tutto quanto, spillette varie. È andata come è andata, fortunatamente la gente se ne è guardata bene da giudicare che spillette avevamo addosso, chiunque poteva fare qualcosa si è dato da fare l'ha fatta. Il governo ha fatto quello che ha fatto, i numeri parlano chiaro, si poteva fare meglio, sicuramente sì, ma si poteva anche purtroppo fare peggio, e l'ho detto prima, guardiamo quello che è stato fatto negli Stati Uniti, dove si è negato il problema fino al Donald Trump, guardiamo in Brasile, dove anche lì c'è un leader che sta più simpatico sicuramente a De Carlo, e guardiamo come sta affrontando la pandemia nel loro paese. Se ce ne freghiamo dei morti, a un certo punto si poteva aprire tutto subito, però ripeto, già adesso abbiamo un numero alto, figuriamoci quello che si sarebbe avuto se non ci fosse stato quel minimo di rigore che nella prima ondata c'è stato, ma in questa seconda ondata, nonostante zone gialle, rosse, verdi e bianche di tutti i colori, ma vi sembra che fino ad oggi siamo in una situazione di reale chiusura? Cioè la gente va dove vuole, fa quello che vuole, controlli non ce ne sono. Ragazzi, i numeri parlano, perché fino a pochi giorni fa avevamo 500 morti al giorno, poi stiamo qui a guardare l'indice RT, che ripeto è come l'acceleratore, se tu pigi piano l'acceleratore ma comunque hai sotto un 3000 cilindri che spinge, appena lo tocchi comunque iniziamo a risalire con i numeri, e questo è il problema. Non si può guardare solo l'indice, l'RT, ma purtroppo finché abbiamo un numero di contagiati così elevato, ripeto, basta un minimo di aumento e ci ritroveremo in una situazione molto critica. Basta guardare quello che è successo in Sardegna. Adesso si spera che tra qualche settimana, con le vaccinazioni che avanzano e con le temperature che si alzano,
che ci vada veramente di culo per certi versi, o che i calcoli siano stati fatti con un criterio sensato e che riusciamo a venirne fuori. Pelloni, e poi vengo da Barbisan. La vicenda, insomma, questo caso, c'è un'inchiesta a Bergamo, il caso di questo rapporto di Zambon, comunque getta una luce un po' particolare sull'OMS. Comunque, qualunque cosa venga accertata, se sia stato solo un eccesso di zelo da parte dei vertici dell'OMS, di alcuni vertici dell'OMS, che non sia, poi vedremo cosa verrà fuori dall'inchiesta, una vera e propria decisione che riguarda anche il Ministero, ma comunque getta un po' un'ombra proprio su una struttura come l'OMS, che dovrebbe essere l'ONU, diciamo, della scienza. Ma lei ha letto il rapporto di Zambon? Sì. Ha avuto modo? Sì. Però perché abbiamo letto solo degli stralci giornalistici. No, l'abbiamo fatto vedere nel nostro telegiornale ieri, c'erano proprio quelle frasi famose, insomma, sì, che erano... Abbiamo letto delle frasi, perfetto. Sì. Io guardi, c'è un'inchiesta in corso della Procura di Bergamo, io sono sicuro che se ci saranno solo per dirle che lo stesso Zambon dice, guardate che il rapporto alla fine non diceva che il comportamento del governo era disastroso, è quello che lo ha come dire spiazzato. Diceva che c'era stata chiaramente, essendo stato il primo paese a trovarsi di fronte a questa situazione, si era trovato in una situazione di difficoltà e ha dovuto cercare delle soluzioni. Quindi lui peraltro difende quel rapporto dicendo non era per nulla un rapporto critico, diciamo, a massimi livelli, e questo come dire, lo ha spiazzato. Su quella vicenda io riesco a dire poco. Dico quello che penso. La SARS è stata una pandemia nel 2004, mi sembra, dalla quale fortunatamente, probabilmente, ci siamo salvati. E dal 2004 a oggi hanno governato tutti i partiti di cui facciamo parte, quindi ha governato la destra, ha governato la sinistra, però i piani pandemici non sono stati aggiornati, non è stata fatta una formazione adeguata, non sono state prese dei provvedimenti, perché nessuno credeva che ci saremmo mai trovati di fronte a un'epidemia di questo tipo. Dopodiché quindi ci saranno sicuramente delle responsabilità, però io non riesco adesso a fare delle valutazioni in merito a chi avrebbe dovuto fare, se l'OMS avrebbe dovuto avvisare di più, o se il Ministero avrebbe dovuto fare meglio, o se le regioni a cui compete la materia della sanità avrebbero dovuto comportarsi diversamente. Questa esperienza ci dovrà essere, diciamo così, maestra, insegnare almeno per il futuro come comportarci. Però scusate, volevo anche fare due riflessioni in merito a quello che diceva Barbisan e poi quello che diceva De Carlo. De Carlo diceva giustamente che l'anno scorso, con il governo tanto vituperato Conte 2, le riaperture sono avvenute, mi sembra, attorno al 2 maggio, quindi la grande battaglia di Salvini questa volta dovrebbe essere che sono state anticipate dal 1° di maggio al 26 aprile, insomma. Va bene, comunque 4 giorni, un grande risultato della Lega al governo, insomma, c'è chi si accontenta e quindi va bene così. Dopodiché permettetemi di ricordare che la Lega, il consigliere Barbisan, a ottobre o novembre era in piazza contro il governo a fare i sit-in contro i provvedimenti che prevedevano le chiusure, il lockdown molto più moderato che abbiamo tenuto in autunno. Ecco, a me questi partiti che governano per, diciamo così, accarezzare il pelo delle categorie, fare populismo, e noi vogliamo le riaperture, ma è certo, tutti i cittadini sono stanchi del lockdown, tutti i cittadini vorrebbero riuscire, tutti i cittadini vorrebbero ricominciare ad andare al ristorante o ricominciare a vedersi con i propri amici, ma lo dite a me, sono d'accordissimo. Se potessimo riaprire tutto, riapriamo tutto, anche le palestre. A me piace tantissimo andare in palestra, andare in piscina, riapriamo le piscine domani mattina. Che problema c'è? Il problema è che bisogna avere serietà e responsabilità. Allora,
lo dice bene il consigliere Barbisan, governiamo con la scienza e con i numeri. Ecco, perché fino all'autunno scorso la Lega, al posto di guardare la scienza e i numeri, faceva i sit-in in piazza dei signori piena, contro i provvedimenti che probabilmente, se fossero stati tenuti con maggiore serietà, ci avrebbero salvato da un'ondata che è stata fra le peggiori, come diceva giustamente Scarabel, qui in Veneto. E quindi forse adesso dispensare lezioni di governo, di gestione della pandemia a tutti, quando facevano i sit-in contro delle chiusure che hanno tenuto in tutta Europa e che probabilmente hanno salvato molte vite umane, ecco, qualifica la posizione politica della Lega di estremo opportunismo e di estremo populismo. Ecco, purtroppo una pandemia non permette il populismo, perché il virus colpisce tutti e dobbiamo solo governare con serietà e responsabilità, anche quando si devono assumere delle decisioni che creano sofferenze per determinate categorie economiche e in realtà per tutti. Quindi purtroppo la pandemia impone dei sacrifici e quindi questi sacrifici bisogna che ci siano delle forze politiche che siano disponibili a chiederli. Dopodiché adesso si proceda con le riaperture graduali per poi, speriamo, nelle temperature estive. Barbisan, Pellegrini dice, insomma, Salvini continua a tenere un piede nella maggioranza e un piede nell'opposizione. Grazie di avermi dato la parola, perché siamo, diciamo, 3 contro 1 qui al dibattito. E voglio solo addirittura dire una dice cosa. che Fratelli d'Italia è avversario in questo momento? No, ma Fratelli d'Italia è all'opposizione, mentre i miei colleghi di partito non fanno altro che sparare contro le posizioni della Lega. Quindi mi trovo in una situazione... Però guardi, mi darò da fare lo stesso. Allora, prima il consigliere Scarabel faceva una cosa, una delle peggiori che si possa fare quando si tratta di morti e quando si tratta di pandemia, no? Colorare politicamente le vittime a seconda di chi governa. Ecco, io diciamo che parlando della Lombardia e dei morti in Lombardia che sarebbero stati colpa del centrodestra, diciamo che nel dibattito politico io riesco ad arrivare anche abbastanza in basso, ma non così tanto in basso, e ricorderei, visto che mi vuole trascinare su questo tema il consigliere Scarabel, che per ogni milione di persone negli Stati Uniti abbiamo 1724 morti, in Brasile 1761 e nell'Italia guidata dallo scienziato Di Conte abbiamo 1933 vittime. Quindi siamo riusciti a gestire la pandemia, ma questi sono i dati che lo dicono e non le supposizioni del consigliere Grillino. Siamo riusciti ad ottenere il peggior calo del PIL e il maggior numero di morti per milione di persone all'interno del nostro paese. Non sono critiche fatte sulla base di come va la giornata, sono critiche sulla base dei dati, quindi che la pandemia in Italia sia stata gestita in modo pessimo sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista dell'economia. Questi sono purtroppo dati di fatto, altrimenti, caro il mio Grillino, non cambiava il governo se il vostro era un successo dietro l'altro. Una delle peggiori gestioni della pandemia a livello planetario, purtroppo. Ma mi dispiace, io non volevo avere questi toni, ma siccome te ne sei uscito con Bolsonaro, Trump e tutta l'armata Branca Leone che ti hanno insegnato nel blog dei 5 Stelle, io ti rispondo con i dati. Negli Stati Uniti ci sono meno morti per milione di abitanti che in Italia, circa 200, e in Brasile 150. Te lo dice uno che non è un grande appassionato di Bolsonaro né di Trump, però se vogliamo arrivare a questa bassezza immonda del livello del dibattito politico, utilizzando le vittime e i morti per fare politica, ecco, ti rispondo come si conviene. Secondariamente, non mi sono inventato io che l'ex ministro Salvini, il segretario del mio partito,
insista sulle riaperture da almeno 10-15 giorni, che quando incontri Draghi lo incontri sempre per parlare di come poter riaprire, di cosa poter riaprire in sicurezza, pur anche secondo dei criteri abbastanza stringenti, come si rifarà tra poco. Non è un'invenzione, se no lo chiediamo a chi dirige questa trasmissione se i comunicati stampa di Speranza e di quelli del tuo partito, dei 5 Stelle, andavano in questa direzione, oppure se non è vero che la pressione politica della Lega è sempre stata in favore delle riaperture, con i criteri che oggi ci siamo dati, con la piena sicurezza, seppur con alcune storture che sembrano tali, che però la pandemia ci impone, le storture di cui parlava l'onorevole De Carlo. Però oggi siamo felici di aver raggiunto questo livello, e devo dire torniamo ad avere un ragionamento con la pandemia razionale, assolutamente razionale, perché guardi cosa c'è di diverso tra andare a teatro e andare a messa. Questo me lo deve spiegare il consigliere Pelloni. Io questo non mi vergogno di aver fatto quella manifestazione in Piazza dei Signori a fianco di categorie economiche spappolate dal coronavirus, distrutte, alcuni non apriranno mai più. Io non mi vergogno assolutamente di essere stato in Piazza dei Signori a 1 metro da chiunque, con la mascherina, ad ascoltare cosa ristoratori, baristi, esercenti ristoratori dicevano. Non ho agitato la piazza, non ho fatto nulla di ciò, sono stato ad ascoltare una categoria economica in piena sicurezza. Quindi guarda, sinceramente, se tu non c'eri, fai le tue scelte, però io rispetto a ristoratori, baristi e tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico e che sono stati molto segnati dalla pandemia, ho un pieno atteggiamento di rispetto, e se faranno un'altra manifestazione, in ragione del mio limitatissimo ruolo politico, che comunque come il tuo di consigliere comunale, li vado ad ascoltare per sentire cosa dicono, e non mi vergogno di esserci andato, assolutamente. Scarabella, vuole replicare? Sì, perché quando si parla di mondo e robe, ho sentito cose che faccio finta di non aver sentito. Ma certo, però, la tua però, è una restiamo a parità di governo. Non puoi come dire che ci sono prima. la responsabilità ai morti. Aspetti, Barbisani. I morti non hanno colore politico. Dai, non Barbisani, possono servire la tua battaglia politica ai morti. Ti devi lasciare in pace i morti. Almeno quelli. Non lasciare in pace i morti, sono numeri che parlano, a parità di governo, tu dici è colpa di Conte, è colpa di questo, a parità di governo. In Veneto, ripeto, fino a settembre 2020 abbiamo avuto poco più di 2000 vittime, e adesso abbiamo sfondato i 10-11 mila adesso. È colpa di Zaia? No, sarà colpa dell'andamento del virus. Non puoi dire che è colpa di Conte se abbiamo avuto certi numeri, perché ripeto, qui in Veneto a parità di governo di governatore Zaia abbiamo dei numeri completamente diversi. Allora, o è colpa di Zaia anche in Veneto, hai iniziato tu questo discorso incredibile. È un ragionamento che non sta in piedi, Riccardo, non sta in piedi questo ragionamento qua. Ripeto, in Veneto a parità di governo abbiamo delle situazioni, dei numeri completamente diversi. Allora, o era stato un supereroe prima e un pirla dopo, o la questione non si spiega, e io non ci credo a questo ragionamento qua. Quindi o lo si fa in tutti i campi, in tutti i settori, a tutti i livelli amministrativi, oppure è un ragionamento che non si sta in piedi, lo si ammette e si dice che finora ho detto delle grandissime cazzate. Ma perché ripeto, hai il virus non guarda in faccia tu a parlare di Bolsonaro, svegliati, hai iniziato tu a parlare di Bolsonaro e di Boris Johnson, non io. Perché siamo d'accordo su quello che dici, ma è la tua premessa totalmente infondata. Ti hai iniziato a dire vorrei vedere come sarebbe andata la pandemia con la Meloni e Salvini. Ci sono stati degli atteggiamenti che sono andati veramente incontro alla pandemia. È una stupida premessa. Proprio hanno evitato usciamo dalle equivoci. Benissimo, perfetto. Abbiamo capito qual è cosa che ha irritato, insomma, che ha irritato Barbisan. Facciamo vi chiedo solo di essere proprio sintetici, una velocissima chiusura
non c'entra con il Covid, ma veramente vi chiedo di essere sintetici perché ho pochi minuti e non vorrei riuscire a far parlare tutti. Open Arms e rinvio a giudizio, e torniamo a parlare di Salvini, è così, i dati di fatto è così. De Carlo, cosa dice? Ma dico quello che noi di Fratelli d'Italia diciamo da sempre, che non può essere processato un ministro, anche se non è del nostro partito ovviamente, perché ha difeso i confini nazionali. Dopodiché, sulle polemiche tra gli ex alleati del Conte 1, mi pare che il livello sia talmente sceso che non varrebbe neanche la pena di fare un commento. È evidente, ripeto, che la gente oggi si aspetta di vedere politici che risolvono, Ecco, adesso lo vediamo. Che risolvono i problemi. Benissimo. La gente vuole che la politica risolva i problemi, e cioè quella di riaprire dove si può riaprire, vuole vedere gli indennizi sulla base dei costi fissi e non sul fatturato, e soprattutto vuole che lo Stato gli sia amico e non vessatore, per cui chi è rimasto chiuso per decreto si veda congelate le tasse e le imposte almeno per quest'anno. Questo è quello che vuole la gente. Il resto sono polemiche che facciamo tra Bolsonaro, tra i fan di Bolsonaro, tra cui io non ci sono, e quelli di Chavez, come l'esponente dei grillini, che credo non appassionino la gente che a mezzogiorno o alle 13. Benissimo, allora andiamo da Pelloni, velocissimo, su Open Arms e su rinvio a giudizio di Salvini. La magistratura farà il suo corso e se valuterà che ci sono delle responsabilità penali procederà, se lo condannerà, se no lo assolverà. È già indicativo comunque che ci sia stato un rinvio a giudizio, significa che la magistratura vuole chiarire la posizione. Però lasciatemi dire che lasciar morire la gente in mare non significa difendere l'interesse, i confini nazionali. È stata una barbarie la politica delle chiusure e della guerra all'ONG da parte del ministro Salvini, è stata una posizione puramente demagogica. Però fortunatamente ce la siamo messa alle spalle e adesso il ministro Salvini fortunatamente ce lo ricordiamo solo al papete che delirava. Ecco, per il resto abbiamo archiviato anche quella storia e ci troviamo persone che almeno non sono del mio stesso partito politico come Giorgetti, ma quantomeno rivestono con più onorabilità il loro ruolo. Ecco. Barbisan, veramente un minuto, la prego. Ma non so, Pelloni ha parlato del fatto che Salvini lasciava morire la gente in mare ed è rinviato a giudizio per sequestro di persone. Adesso non so se si possono sequestrare anche i morti, ma sinceramente forse ha le idee molto confuse o non ha capito di che cosa si tratta. Io credo che giustamente la magistratura farà il suo seguito. Sì, ma Salvini è rinviato a giudizio per sequestro di persona, non per aver lasciato morire in mare nessuno. Stefano, ho capito che anche tu sei infarcito di propaganda. A giudizio bisognerebbe rinviare quelli che favoriscono le ONG e il traffico della povera gente dall'Africa all'Europa. Quelli andrebbero rinviati a giudizio. Allora, Salvini non ha mai lasciato morire. Poi devo far parlare anche l'ultima. Salvini non ha mai lasciato morire in mare nessuno, infatti è rinviato a giudizio per sequestro di persona perché i morti ancora non si possono sequestrare. Primo, lasciando stare la polemica, la propaganda del PD. Secondo, sono convinto anch'io e contento che la magistratura farà il suo corso e sarà l'occasione di sentenza in sentenza per il ministro Salvini, l'ex ministro Salvini, di poter richiamare l'attenzione del popolo, dei cittadini, su quello che sta succedendo, cioè su un processo che secondo me e secondo noi è una farsa, che se dovesse seguire un corso ragionevole e raziocinante arriverà alla soluzione con un dispendio di energie e di soldi dei cittadini considerevole, ma a questo siamo abituati. Se dovesse arrivare addirittura ad una condanna, ecco, credo che sarà l'occasione migliore per la Lega per avere argomentazioni adeguate nel momento in cui si arriverà al voto. Scarabella, l'ultimo, veramente un minuto.
facevo gli auguri a Salvini dal punto di vista del processo, d'altra parte ben difeso dall'avvocato Bongiorno, nonché ex ministro. Come ha detto anche il collega Barbisani, questa cosa farà più bene che male politicamente alla Lega, perché ovviamente loro sfruttano sempre tutto a favore della loro propaganda. Però dico solo l'ultima battuta: per uno che va in giro a sventolare i rosari, non credo che quell'atteggiamento che ha avuto con i migranti vada in linea, diciamo, con gli insegnamenti del Vangelo. Insomma, tutto qua. Va bene, allora chiudiamo qui. Ringrazio Luca De Carlo, ringrazio Stefano Pelloni, Riccardo Barbisani e Simone Scarabelli. Grazie per essere stati con noi. Noi ci vediamo questa sera 19:30 in Telegiornale di Treviso. Adesso il meteo. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. È una circolazione instabile ad influenzare l'andamento del tempo in questa domenica 18 aprile. Vediamo insieme quali conseguenze avrà sul nostro territorio. Nel dettaglio, sul Veneto non avremo condizioni di maltempo diffuso, ma insomma la giornata risulterà estremamente variabile. Il cielo sarà molto nuvoloso sin dal mattino, dal pomeriggio piogge sui settori montuosi e localmente fin verso le aree limitrofe pianeggianti, fenomeni intermittenti e in genere di debole intensità. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà un po' diversa. Molte nubi al mattino, poi a seguire precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, cielo anche qui coperto con rovesci discontinui ovunque, localmente anche forti. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 15 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave.